È stata la Serenissima, l'ammiraglia della flotta delle Bissone del comune di Venezia, ad accompagnare il feretro del campione del remo Sergio Tagliapietra Ciacci nel giorno del suo funerale. Una cerimonia a cui hanno preso parte le remiere cittadine e non solo, per omaggiare uno dei grandi della voga veneziana, per alcuni il più grande del Novecento. Onore a Ciacci! L'imbarcazione, condotta da 18 vogatori, un timoniere chiamati a raccolta da Rudy Vignotto, è partita dalla remiera Pellestrina, dove era arrivata dopo il varo dei giorni scorsi con la collaborazione dell'ufficio regate comunale. In rappresentanza dell'amministrazione, i consiglieri Giusto, Scarpamarta, Rogliani e Reato, oltre all'assessore Costalonga. Nato a Burano nel 1935 a Pellestrina, dove si è svolto il funerale nella chiesa di Ognissanti, Ciacci ha vissuto a lungo nella remiera dell'isola insegnando ai bambini a vogare. Dovete trovare la vostra voga, diceva, tutto deve essere naturale. Ciacci ha vinto 14 volte la regata storica nei gondolini, ha partecipato a 2 Olimpiadi nel canottaggio e vinto 13 edizioni del Palio delle Repubbliche Marinare con il Galeone di Venezia. Domani, con le stesse modalità, si svolgeranno i funerali di un altro campione del remo, Giuseppe Beppi Fonger, scomparso a poche ore di distanza dal suo amico Ciacci.